Eccoci qua mister, una domenica sfortunata per voi, un 1-0 che forse vi penalizza troppo per quello che si è visto in campo, un rigore che avete un po' contestato. Partiamo da qua, c'era o non c'era? Io ho visto un'entrata un po' scomposta del nostro giocatore, quindi può darsi che c'era rigore, però insomma parliamo della partita, è stata una partita brutta secondo me, nel mio modo di vedere, che poco giocata, con palloni buttati in avanti. Purtroppo quando si ha paura di giocare entrambe e due le squadre, questo è il risultato, insomma, queste sono le partite che si vedono, non si può vedere altro. Sì, tra le due squadre chi aveva più bisogno di punti, visto la classifica eravate voi, e forse non avete spinto come dovevate, però con questo campionato che è stato spezzettato dal maltempo forse anche ha fatto perdere il ritmo. Queste pause vi hanno giovato o penalizzato? No, decisamente la pausa penalizza sempre per quello. Comunque ho riscontrato nella squadra nostra purtroppo un po' di paura nel giocare, ma purtroppo è così, quando perdi tante partite giocando, dopo i calciatori perdono la sicurezza e siamo costretti a fare certe partite per portare a casa anche il punticino che ci serve, insomma. È così. E adesso per il proseguo del campionato che obiettivi avete? Avete fatto una tabellina per andare al più presto alla salvezza? Certo, bisogna fare punti su tutte le partite, anche i pareggi vanno bene, certamente noi andiamo in campo sempre per vincere, nonostante tutto. E quindi vedremo come da farsi. Allora chiudiamo con una parola sull'avversario, sul Portogallo. Che squadra ha visto? Questa è una squadra come noi che ha giocato pochissimo, gli è andata bene. Grazie.